La predica a Abice. Quando lo prevede jette a predicare a Abice, lo facevano sagli in coppa un sicchione capotato per sta auto. Fratelli d'Abice, alluccava battendo a ogni frase un calecagno in coppa lo funno dello sicchione. Peccatori, facete penitenza. A un certo punto, dopo un'ata calecagnata più forte, lo sicchione si sfonnava e lo prevede ci cadette dentro. Le cristiane tutte a rire. Lo prevede riuscette a scine d'andare a tavole. S'era fatto solo cocche e ranci con mezzo alle mani e in faccia un puzzo. Peccatori, inginocchiatevi, priate per ringraziare lo Signore che non m'ha fatto niente, ripigliava a predicare. Quando s'arretrava a Montecalvo, s'avantava. Ah, non m'ha fatto niente, ma l'ha fatte chiagne a quelli d'Abice. Nota. Questo punto, trascritto da Angelo Siciliano, fu pubblicato nel libro Lo zio d'America dall'editore Mena di Avellino nel 1988. Il personaggio di questo testo è Don Michele Bellarobba, canonico di Montecalvo Irpino, Avellino, nella prima metà del Novecento. Abitava nel palazzo di famiglia, nella parte occidentale del rione abbandonato del Trappeto, in cui vivevano anche sua sorella erborista e la numerosa famiglia del suo fratello sordomuto, noto come l'Umupo di Garibaldi. Il palazzo era alto 2 piani e aveva un tetto a terrazza, su cui era installata una stazione meteo-pluviometrica, creata dal canonico, ed era provvista di pluviometro, anemometro, sismografo e rivelatore di temperatura, tutte apparecchiature funzionanti fino al sisma del 21 agosto 1962 che comportò l'abbandono del palazzo. Nel 1944 Antonio Smorto, combinato politico antifascista calabrese, fondava con alcuni militanti montecalvesi, in via Roma a Montecalvo Irpino, la prima cellula locale del Partito Comunista Italiano, e Don Michele Bellarobba benediceva sia la sezione del partito che la bandiera rossa, ricamata da Vincenzina Lavigna, giovane dirigente della locale Azione Cattolica Femminile, che poi sarebbe diventata la moglie di Smorto. Smorto istituiva anche la locale Camera del Lavoro, ubicata in un locale al pianterreno del comune di Montecalvo in piazza Porta della Terra, che avrebbe tutelato i diritti dei braccianti, di solito ingaggiati dai massari, e degli altri lavoratori del paese. Questo punto lo raccontava il contadino Antonio Ciccione, quando mia madre lo ingaggiava per qualche giornata di lavoro per la semina del grano nella nostra campagna, alla costa della Menola. Anche lui di cognome faceva Bellarobba, abitava al Trappeto, poco distante dal palazzo Bellarobba. Nella via sotto la farmacia da Dona lavorava un campo a mezzadria alla Ripa della Conca, di proprietà di Simonella, con sua moglie Rosina Piceciu, ed d'estate vivevano in una grotta, davanti alla quale lui aveva edificato un pollaio e un forno in pietre e argilla. Avevano un figlio di nome Saverio, andato gualano presso un massaro di Benevento, mentre il figlio più grande, di nome Fedele, era morto soldato a Modena per un bombardamento americano poco dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. Personalmente lo incontrai per caso l'ultima volta nel gennaio 1965 nel viale Melluso a Benevento, dove mi recavo per il corso di guida per la patente dell'auto. Lui, dopo la morte della moglie, si era trasferito a vivere dal figlio Saverio. Le case del Trappeto ormai stanno venendo giù e anche il palazzo Bellarobba ha cominciato a crollare dal 2020.